alta, un po' a freddo, però subito una reazione con il pareggio, ma nel secondo tempo il Napoli ha detto la sua importante qualificazione. Chiaro che oggi l'obiettivo era passare il turno, questo era il nostro obiettivo. Cominciando bene, poi in contropiede abbiamo subito un gol che non era tanto difficile perché subito dopo abbiamo reagito con José, era molto importante perché la squadra creava tante occasioni e siamo riusciti a pareggiare subito. In attesa? In attesa e niente, poi. Pensavo se stavi completando, no, volevo chiederti in attesa dei rinforzi di gennaio ti tocca un punto per forza. Noi siamo pronti, siamo giocatori che stiamo allenando bene, chi scende in campo deve dare il massimo. Oggi abbiamo visto Radosovic che prima volta ha giocato titolare, devo dare grandi complimenti perché è un giovane che sta crescendo, dobbiamo sempre aiutare a lui perché è uno che può dare soddisfazione a tutti. Gokan, questo era un obiettivo importante, adesso si ripensa di nuovo al campionato, nei giorni scorsi Higuaín aveva detto noi sogniamo ancora lo scudetto, secondo te è ancora afferrabile alla linea? Guarda, non si parla di queste cose perché in partita, in tante partite cambiano tante cose, perciò è meglio pensare partita per partita e andare fino al fondo. Parliamo invece delle coppe, dopo passare il battesimo, è chiaro che un po' l'uscita dalla Champions giocare come in Coppa Italia, là hai possibilità di 2 partite, puoi fare bene e cerchiamo di fare in 3 competizioni per andare fino al fondo.